Siamo con Yves Presotto di Noi Veneto Indipendente, lei è di San Stino di Livenza e corre a sostegno del governatore Luca Zaia, del governatore uscente Luca Zaia. Però ci sono vari movimenti indipendentisti e a quanto pare ci sarà un sovraffollamento di liste, ce ne saranno molte in concorrenza nella tornata elettorale. Allora, chiaramente l'elettore, insomma, a questo punto ha molta confusione e ci sono poi tanti appunto suoi concorrenti che dicono inutile votare per Zaia perché tanto non è riuscito a ottenere l'indipendenza, neanche l'autonomia, insomma alla fine non ha potuto fare nulla nei confronti dello Stato italiano. Perché invece lei ha fiducia in Luca Zaia? Ma la fiducia si determina solo dall'atteggiamento che comunque può avere un governatore, che è sempre stato quello dell'attenzione verso il Veneto. Io presumo che nessun altro di nessun'altra parte d'Italia possa comunque portare avanti quello che è il percorso e quello che sarà il futuro del Veneto. E ripeto, ognuno può fare critiche, possiamo dire mille cose sbagliate, ce ne sono tantissime di giuste. Io un consiglio che posso dare è: abbiamo messo tanto tempo, anche tutti i gruppi indipendentisti, per poterci unire. Abbiamo fatto una bella, diciamo, bella critica personale tutti quanti, abbiamo detto che era ora di poter comunque far vedere al popolo veneto che noi siamo e siamo uniti. Poi qualcuno, prima dichiarando che era una questione di sedie, poi invece si presentano anche loro, ma però io rimango sempre del fatto che la popolazione deve capire che più siamo uniti e più riusciremo ad avere questa risposta. E inizialmente l'unica risposta è quella di appoggiare Zaia. Io sono convinto di questo.